Stop al commercio selvaggio in centro storico. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è al lavoro coi tecnici sul nuovo regolamento per mettere un freno a kebab, mini market, negozi di cineserie e altre attività diverse da quelle della tradizione e dell'artigianato. Il modello sarà il provvedimento adottato a Firenze dal sindaco Dario Nardella. Non si tratta di essere contro il libero mercato, puntualizza Brugnaro, ma di darsi delle regole per una città più vivibile. A Venezia per troppi anni appunto non si è mai guardato invece quello che stava succedendo, si sono aperti kebab, tutta roba da asporto, gente che va in giro con tutti i vari contenitori, cineserie di ogni tipo e abbiamo perso le nostre artigianalità, le nostre eccellenze. È chiaro che nella nostra città dobbiamo fare le regole noi, quando dico che a Venezia le regole fanno i veneziani non è per avercela contro qualcuno, ma perché è giusto che le nostre tradizioni, se non le difendiamo noi, non le difende nessuno e si perde l'identità della città. Sulla base dello stesso ragionamento, l'amministrazione sta studiando il modo di estendere l'ordinanza antialcolici in vigore in Campo Santa Margherita, l'altra zona della movida veneziana, quella di Fondamenta degli Ormesini fino alla Chiesa della Misericordia. A Campo Santa Margherita abbiamo fatto una regola dove non si può andare in giro con i bicchieri, sembra che stia funzionando. L'abbiamo limitata lì perché sennò ci veniva contestata, perché il problema è come fare le norme che siano poi realistiche. Sta cosa la vorremmo estendere in tutta la città, degli orari in cui a una certa ora i decibel devono calare perché la gente deve dormire. Probabilmente non si potrà fare un'ordinanza estesa a tutta la città perché la legge non lo consente, puntualizza il sindaco, ma un sistema lo troveremo. A chi vuole far festa la notte garantiremo nuovi spazi in terraferma.